Ora passeggiando non incontro più quelle persone che incontravamo 20 anni fa, sono cambiati tutti i personaggi, quando venivi nel periodo d'oro del cinema, ma anche di un certo pubblico, di un certi anche di persone che lavorano nel cinema. Io non riconosco più nessuno. Passeggiando per il Lido è inevitabile per Renato Casaro non sentire la mancanza di tutti quei grandi attori e registi che nel corso degli anni hanno contribuito a rendere unica la Mostra del Cinema di Venezia. Lui, trevigiano classe 1935, li ha conosciuti quasi tutti, attraversando da protagonista la storia del cinema della seconda metà del Novecento. I suoi manifesti di film hanno fatto il giro del mondo. Partendo da Treviso ha conquistato prima l'Italia, poi l'Europa, fino agli Stati Uniti d'America. Ma com'è che l'hanno scoperta gli americani? Giovane. Per Dino De Laurentiis, l'incontro con Dino De Laurentiis è stato che lui era molto legato al cinema americano, anzi poi si è trasferito, sappiamo, negli Stati Uniti. Quali sono i lavori a cui è più affezionato? Sono molti, diciamo, però i più essenziali direi Nikita, Te nel deserto, L'ultimo imperatore, ecco, Dune per esempio, che vorrei tanto. E poi parliamo dei film italiani, di Umberto Sordi, Tognazzi. Casaro è al Lido per il premio intitolato allo sceneggiatore trevigiano Luciano Vincenzoni, in gara 92 soggetti cinematografici e 16 partiture musicali. Io faccio la locandina è già il terzo anno che faccio la locandina dei Vincenzoni. Ci tengo molto perché un po' è cinema, anche la locandina deve essere cinema, legata, quindi mi si addice proprio questo matrimonio fra Vincenzoni, che era uno scrittore, uno sceneggiatore, e io come illustratore.